Io vorrei iniziare questa serata così come abbiamo iniziato ormai un paio di settimane fa una conferenza stampa dove abbiamo avuto modo di presentare una nostra proposta di legge. In quella conferenza stampa come prime parole noi abbiamo utilizzato l'incipit praticamente del report della Direzione Nazionale Antimafia per quanto riguarda il distretto di Trieste, quindi la situazione nella nostra regione. E infatti la direzione, o meglio, questa relazione iniziava proprio così. Per il distretto di Trieste occorre sostanzialmente aggiornare le considerazioni svolte negli anni scorsi, segnalando un crescente grado di pericolosità dei fenomeni criminali legati alle organizzazioni anche di tipo mafioso. Quindi noi ovviamente abbiamo letto questo report ancora a febbraio del 2015, quando è stato presentato appunto alla Camera dei Deputati, e noi avevamo già in realtà voluto raccogliere quello che è stato un primo forte allarme lanciato anche dalla magistratura. L'anno scorso, a dicembre, il procuratore capo di Trieste, Mastelloni, aveva rilasciato delle interviste anche molto dure, molto pesanti, in cui appunto diceva determinate cose, ma soprattutto faceva capire che insomma questa ovviamente regione non è immune da questi tipi di fenomeni, tant'è che poi la direzione nazionale ha ripreso appunto anche nel suo report, e questo ovviamente ci porta a parlare di quali siano questi fenomeni nella nostra regione, un po' per capirli, un po' per cercare anche di prevenirli, perché tante volte si dice anche a livello politico, istituzionale oppure amministrativo: ma sì, ma da noi la mafia non c'è. Ora, noi partiamo da questo presupposto: se non c'è è bene che non ci sia, e se non c'è tanto vale prevenire e fare in modo che non ci sia neanche in futuro. Ma siccome come alcune indagini hanno avuto modo di appurare diciamo, questi fenomeni purtroppo ci sono anche nella nostra regione, ci sono stati. Io ricordo la Presidente della Commissione Antimafia, quando è venuta qui in giugno, quando è uscita dalla sala dove si erano riuniti, aveva rilasciato le dichiarazioni, aveva parlato di presenze inquietanti nella nostra regione, e quindi è bene innanzitutto parlarne per far sì che poi cittadini e ovviamente anche residenti nella nostra regione siano quanto più consapevoli di quello che può essere anche il rischio che vanno a incorrere. Io adesso proprio per questo lascerei la parola a Luana De Francisco, che come vi dicevo è coautrice di questo libro insieme agli altri autori Dinello e Rossi, e la pregherei di raccontarci un po' magari quelle che sono state le vicende che in qualche modo ti hanno toccato maggiormente in quello che stavi riportando, perché poi sono tutti fatti di cronaca avvenuti, alcuni sono diciamo casi giudiziari e quindi possiamo dire che è così, altri magari ci sono ancora delle indagini in corso, come avete giustamente specificato voi. Per cui diciamo, siccome questo argomento è vastissimo, nella nostra regione abbiamo problemi che possono essere legati sia ai casi di Fincantieri, di cui voi vi siete occupati anche nel libro, sia ai casi di traffici di armi, stupefacenti, casi che ogni tanto riusciamo a leggere sui giornali, ma che però rimangono magari 1 o 2 giorni sulle pagine dei quotidiani, ma poi si passa un po' nel dimenticatoio.
E quindi io vorrei magari che ci facessi tu un quadro di quelle che sono anche le vicende che ti hanno colpito di più e che quindi magari ci puoi parlare di questo. Grazie. Allora, mi hai offerto veramente tanti spunti. Ho già staccato una cosa, se non si sente. Si sente uguale. Sì, mi hai già offerto diversi spunti di riflessione, infatti faccio una premessa prima di entrare, o meglio, più che entrare nel dettaglio, magari vi traccio una carrellata delle indagini che sono state affrontate, delle inchieste che sono state affrontate, indagini, come si diceva, alcune già terminate e approdate a giudizio, altre invece tuttora in corso. La premessa si collega strettamente con quello che diceva Christian, cioè è quello che più mi ha impressionato, ecco, se vogliamo, non è tanto, cioè è senz'altro la materia di fronte alla quale poi mi sono trovata a muovermi e con grandissima sorpresa, io per prima, io pur occupandomi di cronaca giudiziaria da diversi anni. Al di là della materia, mi ha sorpreso tremendamente il vuoto cosmico che c'è stato fino, Christian ha detto dicembre, hai dato questa data, febbraio, il report, e dicembre dell'anno scorso le dichiarazioni del procuratore capo Mastelloni. Un vuoto cosmico, noi abbiamo cominciato a lavorare a questo libro un anno abbondante fa, un anno e mezzo circa, abbiamo impiegato tanto tempo proprio per la difficoltà di reperire, dico noi, ci siamo occupati del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Questo è il nord-est che abbiamo fotografato e abbiamo impiegato tanto tempo, oltre per il fatto che lo facevamo nei microscopici nelle singole ore delle singole settimane libere, anche proprio per la grossissima difficoltà di reperire il materiale e di riuscire a dialogare, a trovare degli interlocutori fondamentalmente. Il vuoto cosmico. Quando mi sono approcciata a questa cosa, mi sono approcciata non con l'uomo della strada, ma con chi la materia la conosce o si suppone che la conosca, cioè le forze dell'ordine, i magistrati e le associazioni anche che fanno un po' da cerniera, penso a Libera, che fanno da cerniera tra il territorio e il mondo della politica, il mondo della magistratura. Mi sono sentita, vedevo proprio i volti che si sbiancavano, scoloravano, dicevano: ma Luana, con tanti avevo anche confidenza, ma cosa vuoi fare la mafia? Ma di cosa stai parlando? Gli stessi interlocutori, come vi dicevo, di un certo tipo. E tira, ho capito che proprio non ce n'era. Ma non ce n'era perché uno non si è investigato molto. Chi è investigato lo ha fatto in un contesto di scarsa collaborazione, di scarsa volontà di spostare qualche, ma anche proprio di andare a toccare una materia che non ci interessa, da quando in qua la mafia tocca il Friuli Venezia Giulia, tocca il nord, perché in passato il nord era ancora una terra vergine di tutta la sua interezza, lontano passato, oramai insomma. E poi, quindi un po' questo, è un po' proprio il disinteresse per la materia. E poi no, come vi dicevo appunto, si è investigato poco, lo si è fatto perché noi comunque le inchieste le abbiamo raccontate, quindi le pagine le abbiamo riempite di storie reali, di nomi e cognomi anche. E chi ha lavorato, chi è arrivato in Friuli è arrivato per lo più dal sud, cioè le procure sono quelle che sono le direzioni distrettuali antimafia che si trovano nelle terre d'origine della mafia, Sicilia, la Calabria e la Campania fondamentalmente, poco dalla Puglia. Le inchieste quindi sono sbarcate qua, sono arrivate qua perché qua hanno condotto intercettazioni, cose e quant'altro, e si è capito che qualche elemento si era trasferito al nord. Non ci si è trasferito, ecco, un falso mito è quello dei soggiorni obbligati, non è stato quello a portare la mafia al nord, né tantomeno, penso che ci arriveremo, né tantomeno la presenza qui a Tolmezzo
del carcere, dell'unico carcere del 41 bis, quindi il regime duro, il carcere duro, che è nato proprio nel 92 quando è stato introdotto il regime del 41 bis. Non sono stati questi i fattori che hanno portato i mafiosi anche in Friuli Venezia Giulia. Adesso entreremo insomma nel dettaglio. Torniamo, allora, quindi a un certo momento però qualcosa cambia, e cambia appunto cambia perché qualcuno dice ok, adesso è arrivato il momento di aprire gli occhi, qualcosa abbiamo visto, la Lombardia ormai è un dato acquisito, il Piemonte è un dato acquisito, l'Emilia è un dato acquisito, qualcosa si sta muovendo in Veneto, forse è il caso di andare a vedere anche, di andare a sondare il territorio in Friuli Venezia Giulia. Ed ecco che la commissione parlamentare antimafia decide di compiere una missione per la prima volta nella storia anche in Friuli Venezia Giulia. Ricorderete forse, se avete letto dai giornali, che Rosy Bindi con una delegazione è venuta in Friuli nel giugno dell'anno scorso, di quest'anno, sì, proprio fresco. E la cosa altrettanto sorprendente è che, perché l'ho visto con i miei occhi, perché l'ho chiesto, l'ho ottenuto, nel dossier che hanno consegnato, giustamente Rosy Bindi dice anche i vari commissari parlamentari, dicono beh, dove stiamo andando? Ci preparate un fascicoletto, un fascicolo preliminare. E c'è una relazione del procuratore generale, l'ultima, che traccia un po' il quadro, no? Sui reati presenti nel nostro territorio. E a un certo punto, cioè proprio fin dalle prime righe, fin dalla prima pagina, dice che la situazione, se non me lo ricordo, peccato che non l'ho portato, comunque sostanzialmente dice che la situazione qui è di sostanziale benessere, di sostanziale assenza, oddio questo è vero, di sostanziale assenza di grossa criminalità, ma voglio dire di morti ammazzati per le strade, questi certo non li abbiamo. E che, è questo che mi ha fatto sorridere, la percezione che il cittadino ha viene in qualche modo condizionata dall'eco che la stampa dà a determinate notizie. Non è vero, perché le cose non stanno così e il libro ve lo racconta. Ok. Dimenticando quindi, in questo dossier non è stato riportato, non è stato fatto un cenno, cioè è un dossier che è stato preparato, è una relazione che è stata preparata non per, che ne so, commissione per i lavori pubblici, commissione antimafia, ci metterà dentro le inchieste, cioè i risultati investigativi che sono stati ottenuti fino adesso, niente. Questo mi ha sorpreso, Cristian, in particolar modo. Cioè, questo vuoto. Mi interrompo un attimo perché così che dici, mi fermo. Sì, ma forse devi prendere nuovo. Sì, no, perché per non tenere io se no il monopolio della situazione. Quando va più niente. Alza la voce. Alza la voce. Provo, mi sentite lo stesso? Speriamo, dai. Facciamo in silenzio. Ma questo vuoto di cui parla Luana sicuramente l'abbiamo avvertito anche noi. Poi noi l'abbiamo avvertito, abbiamo incontrato anche il procuratore generale e sinceramente ha ripetuto anche a noi queste parole quando l'abbiamo incontrato, e di fatto rimani un po' perplesso, diciamo, da questa situazione, anche perché è chiaro che possiamo anche dirlo, per fortuna certi tipi di atteggiamenti che noi siamo abituati ad associare, e certi crimini anche che, come parlavo prima, cui siamo abituati ad associare alle mafie così come le conosciamo e così come abbiamo avuto modo di vederle dai libri, dalle cronache, dalle tv, in questa regione effettivamente non ci sono. Il problema è che oggi le mafie sono completamente diverse, non come anche ricordava proprio Mastelloni, mi pare che ne parlate anche voi nella vostra introduzione, in quell'intervista di un anno fa. Mastelloni dice: il mafioso oggi, soprattutto se vuole fare attività nella nostra regione,
non è più il personaggio con la coppola che siamo abituati magari a vedere noi e nell'immaginario comune. Oggi le attività della mafia sono completamente diverse. Prima vi ricordavo anche, diciamo, la predisposizione che in qualche modo può avere questa regione per questo tipo di attività. Perché? Perché siamo comunque una regione di passaggio. Siamo una regione che ha due porti importanti come Trieste e come Monfalcone. Ci sono stati casi in cui, e lo ricordavate anche voi, ci sono magari dei grossi sequestri di stupefacenti, però poi, come diceva Luana, nessuno va a indagare, nessuno si chiede come mai la merce sia arrivata a Trieste, a chi doveva essere destinata. Viene sequestrata nel porto perché si fanno dei controlli, ma se poi non vai a vedere chi ha spedito quel pacco e a chi doveva essere destinato, poi non saprai mai, no? Oppure viene fatto però non viene detto, e questo è un altro modo anche per tenere un po' tutto nascosto. Il problema è che quello di cui abbiamo capito noi, che poi anche, come si ricordava, altre associazioni come Libera cercano anche di diffondere queste notizie. Poi c'è ovviamente tutto l'impegno delle Agende Rosse, anche di tutte le altre associazioni sul territorio che cercano di risvegliare un po' così la gente su questi temi. Però appunto la mafia e le mafie stanno cambiando, perché c'è un'altra frase che ovviamente è diventata ormai quasi il nostro inno: in Friuli Venezia Giulia le mafie non esistono tutte le mafie, come dite voi, perché poi qui non abbiamo ovviamente solo casi rapportati a Cosa Nostra piuttosto che alla Camorra, piuttosto che all''ndrangheta. Di fatto queste indagini che vengono riportate, perché poi sono state fatte dalla magistratura, ovviamente vengono riportate dai giornali, ci fanno capire che qui ci sono un po' tutte le mafie, comprese anche quelle internazionali, straniere, perché poi, come potete capire, sono ovviamente anche più sensibili proprio al fatto che siamo una regione di passaggio. E quindi io adesso non capisco perché si sente. questo non funziona. Chiederei anche a Giulia, che ovviamente studia questo fenomeno a Roma, diciamo tutti i giorni, perché sappiamo anche il tuo impegno quale sia, di tracciarci magari e delineare un po' quelle che sono le attività delle nuove mafie. Voi in Emilia Romagna avete avuto già dei problemi, avete dei processi in corso, per cui ti pregherei magari di parlarci di questo. Questo va. Sì, io rimango un po' sul filo che stavamo tracciando. Se c'è una cosa preoccupante, a mio avviso, guardate, in praticamente tutte le regioni del nord, sono le regioni silenti, cioè come avviene adesso, no, in Friuli Venezia Giulia. Quando c'è silenzio e dei fenomeni mafiosi non si parla più di tanto, non vengono fuori casi eclatanti, come dicevamo, di criminalità che il cittadino avverte tutti i giorni, no? Quindi magari percepisce di più appunto l'immigrazione come un problema o la crisi economica e quant'altro, ma non avverte la presenza delle mafie nel proprio territorio. E in generale anche la politica di una regione, delle amministrazioni locali tende un po' a non parlare di questi fenomeni. È proprio lì il dato preoccupante, perché poi cosa succede? Succede che vai a scavare e scopri che è come aprire un vaso di Pandora. Magari in quella regione, in quei territori c'è un mondo nascosto di attività mafiosa sotto forma di traffici illegali che vanno appunto a riguardare il gioco d'azzardo, appalti, subappalti, movimento terra, quindi soprattutto i vari settori dell'economia da cui si possono trarre profitti, e tutta questa attività criminosa, proprio perché alle mafie conviene il silenzio, va
benissimo, cioè proprio continua a proliferare sempre di più, sempre di più, sempre di più, e tu ti trovi ad un certo punto che una cospicua parte di economia di una regione è in mano proprio alle attività di queste organizzazioni criminali di stampo mafioso. È questo che purtroppo avviene sotto gli occhi della gente, che però ovviamente non se ne accorge. Perché? Perché non c'è nessun caso eclatante, non c'è nessuno appunto morto ammazzato per le strade. Il mafioso di oggi appunto non è più la persona che percepisci, che ti viene come dire a bussare alla porta e lo riconosci perché in molti casi certo ti minaccia fisicamente, ma in una città non lo avverti come può essere in Sicilia, in Calabria, in Campania, in altri luoghi dove parliamo proprio anche di livelli di criminalità molto alta. E quando c'è tutto questo silenzio, alle mafie conviene e lo Stato perde e i cittadini stessi perdono. Perdono perché, guardate, quello che perlomeno a noi è successo nella mia regione è che anche da me le mafie continuavano e continuano tranquillamente a fare i loro affari. Poi ad un certo punto arriva una procura, una direzione distrettuale antimafia un po' più brava delle altre, che ha voglia di colpire, e viene fuori un maxi processo a Emilia, un'operazione che ti porta in 448 a più di 219 imputati per 'ndrangheta in Emilia Romagna. Operazione Emilia di fine gennaio di quest'anno e fine luglio di quest'anno. Non vi dico quanti milioni di euro di beni sequestrati e confiscati, cioè, una cosa folle, e per cui si sta celebrando ora, proprio adesso, l'udienza preliminare, il dibattimento inizierà a gennaio, e quindi abbiamo 219 persone alla sbarra per 'ndrangheta, non perché appunto per fatti di lieve criminalità. E c'erano di mezzo tutti, cioè non è che c'erano di mezzo appunto gli 'ndranghetisti del clan Grande Aracri, quindi soltanto boss mafiosi, no, c'erano di mezzo i politici dei consiglieri comunali, i tecnici comunali che chiudevano gli occhi e davano appalti sempre agli stessi e si prestavano al gioco del clan Grande Aracri, e c'erano poliziotti, quindi esponenti delle forze dell'ordine, che non controllavano, non vigilavano e anzi facevano i favori delle cosche, giornalisti che scrivevano articoli per difendere la comunità cutrese di calabresi del clan Grande Aracri presente a Reggio Emilia, che quindi anche loro, anche i giornalisti contigui a quello che stava accadendo. C'erano commercialisti, avvocati, professionisti, tutta una rete di appunto questi professionisti e ovviamente imprenditori. Una delle cose più schifose, perché qui non si può parlare d'altro, per me è un dato schifoso del nostro paese, purtroppo, che ormai è presente da tanto tempo, e che per colpa di questa maledetta crisi economica non è più l'imprenditore, non è più il mafioso che va a cercare l'imprenditore, minaccia, chiede il pizzo, eccetera eccetera, e cerca di costruirsi così, diciamo di prendersi un territorio, come magari gli capita di fare in Calabria, in Campania, in Sicilia, dove proprio sono da sempre così. Oggi abbiamo i nostri imprenditori, magari possono essere imprenditori friulani o da me Emiliano Romagnoli, che vanno a cercare i mafiosi, perché subissati dai debiti economici non sanno più dove girarsi, lo Stato non li aiuta e vedono nel camorrista, nell''ndranghetista, che in quel momento non percepisce appunto nemmeno come un problema o come una persona lontana da te, vedono una soluzione, perché questi ti aiutano. Ti danno inizialmente soldi e magari ti danno, come guardate, ne parlavamo anche prima quando eravamo in visita nel carcere di Tolmezzo, ti danno la possibilità di avere delle entrate economiche, quindi una sorta di stipendio fisso, e basta che tu magari fai il prestanome per qualche azienda di Casalesi e sei a posto. E quindi a te cosa costa, imprenditore friulano? Niente, presti il tuo nome pulito per far fare gli affari a questa gente qua. E questo silenzio è il sintomo quindi di qualcosa che non va. Per quello si parlava di dati inquietanti, perché io adesso non siamo qui certo per fare dell'allarmismo, ci mancherebbe, è solo l'occasione di stasera un modo per far capire e parlarne insieme di un dato che ormai nel nostro paese è
si è sparso a macchia d'olio, quindi a tutti i livelli, perché le mafie ci sono ovunque. Il fatto di parlarne, di saperle anche riconoscerle e di iniziare a percepirle come un problema da eliminare, non da controllare, da eliminare da una regione, è secondo me una prerogativa che è davvero importante per tutti i cittadini. E se non c'è una sensibilità da parte delle persone che abitano un territorio nei confronti di questi fenomeni, è ovvio che le mafie continueranno ad esserci. Il fatto di parlarne poco, di non parlarne o di non conoscere o di rendere appunto i cittadini disinformati e semplicemente inconsapevoli di quello che accade, perché appunto magari queste inchieste non vengono raccontate, non vengono spiegate da nessuno, è fatto apposta, perché in questo modo, se per voi non è un problema, loro possono tranquillamente continuare a farsi i loro beati affari e rovinare l'economia di un territorio e di un paese intero. Questo è il dato che noi stiamo percependo a livello nazionale. E anticorpi o comunque soluzioni per eliminarla, questa maledetta criminalità organizzata presente in tutte le regioni, ce ne sono di soluzioni e purtroppo tante volte ci si scontra contro un muro di gomma, e quindi io adesso magari continuiamo sull'analisi di queste inchieste che ci può raccontare Luana, vero? Sì. E poi invece vi dico dal punto di vista nazionale cosa combiniamo noi, cosa combina il PD, cosa succede con questa lotta alla criminalità organizzata, se davvero la stanno facendo oppure no. Oppure fanno finta. Davvero la stanno facendo. Niente, io volevo riallacciarmi anche perché si è parlato a un certo punto in un tuo passaggio, dicevi ci sono degli amministratori che poi prestano il fianco, no? E questo lo diceva appunto anche il procuratore capo, che non è il procuratore generale, e infatti la vostra introduzione del libro finisce proprio con quell'intervista dove il procuratore diceva appunto ormai il mafioso non porta più la coppola, ma è inserito nei circuiti medi dell'artigianato, della piccola industria e degli istituti bancari, pronto a sfruttare la disponibilità all'illecito dei pubblici amministratori e delle piccole imprese. Ora capite che quando noi abbiamo letto questa intervista uscita sul Piccolo di Trieste in occasione della finanziaria 2015, un anno fa, io ho riletto queste parole in aula come per cercare di capire la reazione dei miei colleghi, perché qui si parla di pubblici amministratori che prestano fianco a mafiosi e quindi sono, tra virgolette, accuse pesanti. Ovvio, non c'erano prove specifiche magari, poi chissà, si andrà ad indagare. Io ricordo appunto anche Morosini del CSM, che conoscerete, è venuto un paio di mesi fa a Udine in un convegno organizzato proprio da Libera e parlava anche di questo. E allora nel libro di Luana io ho letto una vicenda che, sebbene sono nel mondo ormai della politica da 2 anni e mezzo, ovviamente buttato come tutti i comuni cittadini del Movimento 5 Stelle all'interno delle istituzioni, sinceramente io non conoscevo questa vicenda di, come l'avete chiamato voi, di un bidello alle elezioni. Nel vostro titolo mi ha scosso particolarmente. Allora io non voglio ovviamente togliere molto di più dalle capacità di chi quel pezzo anche l'ha seguito meglio di me, quindi Luana ti pregherei di raccontarci cos'è successo in quel di Cervignano Monfalcone pochi anni fa e chi erano poi anche, diciamo, i protagonisti di queste vicende. Sì, pochi anni fa in realtà tantissimi, considerato che è finito nel dimenticatoio come tutto, Appunto, perché sì. tutte queste cose qua in realtà, come dicevi bene tu prima,
vengono raccontate sui giornali, solo che giustamente il quotidiano nasce e muore ogni giorno e nasce e vive di cronaca fresca di giornata. Quindi raccontato un giorno, fatta la ripresa il secondo e raccolte le reazioni il terzo, per il giornalista di un quotidiano la notizia è finita. Sta appunto al cittadino non dimenticare, crearsi una propria coscienza e rendersi conto che il mafioso che vive proprio sulla scorta di quello che viene raccontato nei giornali, che il mafioso può essere anche il tuo vicino di casa, e lo è anche da noi. La settimana scorsa eravamo ad Aviano, poi arrivo subito su Monfalcone, eravamo ad Aviano e Aviano è stata l'epicentro di una grossa indagine coordinata da Caltanissetta, dalla direzione distrettuale di antimafia di Caltanissetta Gela, esatto, di Caltanissetta, perché sono talmente tante che le sovrappongo per l'appunto. Si chiamava appunto GEPOR l'operazione, Gela Pordenone. Potrebbe anche essere che, scontati gli anni di carcere, colui che abitava ad Aviano, che è stato raggiunto una misura di custodia cautelare in carcere, che è stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, ma che non gli è stata inflitta in Friuli Venezia Giulia, perché guardate bene, in Friuli Venezia Giulia non c'è mai stata ancora, non è mai stata inflitta alcun 416 bis, appunto, il reato che configura l'associazione di stampo mafioso. E questo signore, e questi signori, perché mi pare che fossero due, può essere che siano tornati ad abitare ad Aviano. Era gente che trafficava in droga e che contribuiva, è provato dalle carte, facevano parte del clan degli Emanuello. Gli Emanuello sono l'articolazione gelese di Cosa Nostra, e con i loro traffici, con le estorsioni, purtroppo tante non provate, si sa dalle intercettazioni che questo era il modus operandi, però poi è difficile agli inquirenti inquadrare i singoli episodi o dimostrare i singoli episodi. Però insomma, questi qua praticamente cosa facevano? Con gli proventi finanziavano la latitanza dorata di questo Emanuello, che poi è morto nel 2007 in un agguato poliziesco. E tu ricordavi Morosini, e Morosini ha detto una cosa fondamentale quando è venuto a Udine. Ha detto che la mafia, cioè nel momento in cui di mafia si parla nelle aule di tribunale, sostanzialmente ha detto questo, è troppo tardi, perché puzza di marcio. Allora vuol dire che ha già conquistato una parte di territorio. Invece la mafia bisogna riconoscerla se ci interessa, perché possiamo anche continuare a vivere, a tenerceli come vicini di casa, ma non fa bene a nessuno, perché inquinano l'ambiente, inquinano. Quello che diceva Giulia è assolutamente applicabile, applicato anche a Friuli Venezia Giulia, il discorso dell'imprenditore che chiama il mafioso. È sostanzialmente la tesi poi che sosteniamo noi nel nostro libro. In Veneto questo è stato dimostrato ed è già arrivato a processo e a definizione e a condanna con un'inchiesta, si chiama Aspide, dal nome di questa sedicente finanziaria. In realtà era una società che dava crediti a usura, tassi usurai agli imprenditori strozzati dalla crisi e in agonia di risorse economiche. Ma questo, laddove per esempio da noi non c'è, magari non esiste una struttura come l'Aspide, esiste invece però la consapevolezza di molti imprenditori, perché la voce gira evidentemente, che c'è questo o quel singolo imprenditore piuttosto che faccendiere, che so io, che è disposto a sostituirsi alla banca che difficilmente oggigiorno eroga crediti o fidi. Quindi è una realtà alla quale gli investigatori le forze dell'ordine stanno lavorando anche in Friuli Venezia Giulia. Chissà che non approdi ad un'operazione come quella dell'Emilia Romagna, come quella in Emilia. Chi era Ciro Del Pizzo? Premessa fondamentale, l'abbiamo detto in tutte le lingue nel libro. Ciro Del Pizzo, ne stiamo parlando di una persona che non è stata condannata, è stata coinvolta in un'inchiesta giudiziaria.
L'unica inchiesta giudiziaria peraltro di matrice friulana, perché questa sì, parliamo del 2000, è nata, cresciuta, si è sviluppata e si è conclusa alla DDA, alla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, e ha come oggetto, come luogo, Fincantieri, non Fincantieri azienda, ma i cantieri navali di Monfalcone. Ciro del Pizzo fu raggiunto da misure di custodia cautelare domiciliari, una settimana dopo fu messo fuori, però insomma è stato processato per l'ipotesi di reato di voto di scambio. Aveva 41 anni all'epoca e di Monfalcone, di Gorizia, di Monfalcone, abitava a Monfalcone. E lui era il presidente provinciale, segretario provinciale della CCD-CDU. L'ipotesi emersa da intercettazioni, tanto ormai è tutto quanto noto perché le carte sono a disposizione, il processo è chiuso, dalle intercettazioni praticamente lui finisce coinvolto, cioè il suo nome e la sua voce si sente nelle conversazioni con Antonio Sarcinelli, che è il famoso bidello a cui accennava Christian, che è considerato, ed è stato condannato a 8 anni, che era considerato il capozona per alcune famiglie di clan camorristi a Monfalcone. Dietro questo Sarcinelli c'erano in particolare il D'Alessandro, che era una potenza soprattutto nel traffico di droga, di sostanze stupefacenti. E l'inchiesta, questo poi alla fine porta a dimostrare che c'erano sempre vi dico, parliamo a cavallo tra la fine degli anni 90 e inizio anni 2000, quando poi emerge da che cosa? Siccome in quel periodo, soprattutto nel goliziano, nel monfalconese, c'era una sequela di rapine. Anche le rapine sono un elemento spia, tante volte, perché sono i cosiddetti trasfertisti del crimine. Quando poi si dimostra che gli esecutori delle rapine sono napoletani, rapine poi di che cose abbastanza sostanziose, all'epoca c'erano i vecchi milioni di lire, avevano assaltato anche il monopolio di Stato a Gorizia. Insomma, significa che c'è qualcosa, c'è qualcuno dietro, insomma, che questi vengono o sono appunto basisti in regione, che operano per alimentare i forzieri, le casse dei clan che stanno al sud. Quindi l'inchiesta dimostra come alcune famiglie napoletane, campane, avessero trovato base nei cantieri navali di Monfalcone, come? Grazie al sistema degli appalti e subappalti. Appalti e subappalti a ditte per lo più meridionali, per lo più del sud, consentono al mafioso di turno che è interessato al mercato friulano di far assumere una quota di propri uomini per poter avere l'opportunità di insediarli nel territorio e quindi dare a loro la gestione della criminalità, degli affari sporchi, insomma. Questo Sarcinelli era stato scelto da Del Pizzo, questo raccontano le carte giudiziarie, come diciamo collettore di voti, da qui voto di scambio. Cioè, Ciro Del Pizzo si presume sapesse che questo trafficava, insomma, aveva delle aderenze importanti. Del Pizzo ambiva alla poltrona, c'erano le elezioni amministrative di lì a pochi mesi, e poi ambiva anche alla segreteria regionale del partito, e insomma pare che avessero fatto un accordo: io ti pago e tu mi porti i consensi elettorali, vendi tessere, eccetera. Succedeva nel 2000. Poi però intercettazioni, cioè non è che per caso, ripeto, è finito nei guai. Alla fine è stato assolto, però questa bufera giudiziaria portò il partito, all'epoca c'era Buttiglione,
a prendere le contromisure e a sospenderlo cose che adesso non è che succedano così, non sono così scontate, no? Cioè, quanti indagati, dicevamo prima con Giulia, anzi è un punto d'onore, no? Tante volte purtroppo essere indagati, se non sei indagato non sei quasi nessuno. E la cosa buffa è che poi allora loro hanno scelto poi due strade processuali diverse. Sarcinelli è andato il mafioso e il camorrista è andato a processo con il rito abbreviato, quindi la sua vicenda si è chiusa già nel 2003, è stato condannato e vi dicevo che non ci sono state pene, condanne per 416 bis in Friuli, infatti lui è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al spaccio di stupefacenti e una marea di altre cose, con l'aggravante del metodo mafioso, quindi non con... perché però per il Friuli Venezia Giulia è già tanto, cioè una cosa, già 20 anni fa, 10 anni, 15 anni fa. Invece Ciro Del Pizzo ha scelto la strada del dibattimento e quindi la sua vicenda si è protratta per diversi altri anni e il giudice, il collegio giudicante, ha ritenuto mentre Sarcinelli è stato condannato anche per il voto di scambio, con chi? Con Ciro Del Pizzo. Ciro Del Pizzo invece è stato assolto, è stato giudicato non responsabile del medesimo reato per il quale invece l'altro, che rispondeva con lui in concorso, è stato ritenuto colpevole. Vabbè, giudizie. Praticamente è stato assolto in virtù del secondo comma del 530, che vuol dire con l'insufficienza di prova, esatto. E finita questa disavventura giudiziaria, per quel che ne so, perché era giusto insomma anche riabilitarlo, per dire comunque è tornato in politica e mi pare che si è buttato dalla parte del centrodestra, era in consiglio provinciale con il PDL, poi con il nuovo partito di Angelino Alfano. Ecco, questo per soddisfare. Ed è una storia, sì, poco nota in effetti. No. Ecco, io ho voluto ricordare questo caso per ricollegarci un po' anche all'attualità, perché diceva giustamente Luana, adesso Ciro Del Pizzo risulta essere uno anche dei promotori di quello che è stato il nuovo partito, il nuovo centrodestra di Alfano da qui a pochi mesi fa, giusto un paio di anni fa. Ma è attualmente anche consigliere comunale di Monfalcone e quindi c'è, almeno se non è, sì, poi se non si è dimesso di recente, era consigliere comunale a Monfalcone, ma questo diciamo non vuol dire nulla perché come sapete siamo in Italia e quindi per noi lo consideriamo innocente. Per quanto riguarda invece l'attualità, io volevo chiedere a Giulia Sarti, approfittando, visto che stiamo parlando del nuovo centrodestra di Angelino Alfano, pochi giorni fa, come avrete letto sui giornali, c'è stata questa uscita del nostro premier Matteo Renzi, dove ha detto l'Italia ha sconfitto le stragi e ha sconfitto la mafia. Allora io voglio chiedere a Giulia Sarti, che d'ora in poi sarà disoccupata, visto che si occupa della commissione antimafia, non ci sarà più perché la mafia è stata sconfitta anche dal premier Renzi. No, lui parlava dell'Italia, dai, effettivamente. Però voglio chiedere a Giulia Sarti come sia possibile che in un paese il cui premier sostiene aver sconfitto la mafia, che ci siano dei clan arrestati 2 giorni fa, praticamente capimandamento ancora di clan a Corleone, come sapete, e che stavano progettando un attentato al nostro ministro degli interni, proprio Angelino Alfano del nuovo centrodestra, e quindi magari ci puoi spiegare come questo sia possibile, visto che appunto la mafia è stata sconfitta. Chiariamo subito una cosa, insomma, non è che adesso
Angelino Alfano è diventato il paladino della legalità e quindi ci sono i mafiosi che vogliono ammazzarlo perché sta facendo delle leggi antimafia incredibili, insomma non è questo il caso. Somiglia, se proprio vogliamo fare una sorta di esempio, a un piccolo Mannino Junior, l'abbiamo un po' chiamato così, della serie. Se Mannino nel 92 sapeva che la mafia gli stava organizzando degli attentati, quelli sì veri, perché quei politici al tempo avevano tradito i patti con Cosa Nostra, insomma possiamo appunto fare una sorta di paragone con quello che può succedere oggi, quindi ora non è che possiamo dire con certezza, perché non è scritto in nessuna sentenza definitiva ancora, che Alfano sia in Parlamento grazie ai voti della mafia, però insomma da uno che a 25 anni, consigliere regionale Rampollo, già si recava ai matrimoni delle figlie di boss mafiosi con baci e abbracci e grossi regali in quel di Agrigento, a Palma di Montichiaro, dove lui appunto risiede, e dove ovviamente come scusa adottata era: io non sapevo manco che stavo andando al matrimonio alla fine del boss mafioso perché io conoscevo lo sposo, quindi cosa ne so di chi si sta sposando il mio amico. Beh sai, lo puoi dire magari a Roma dove ci sono circa non so quanti milioni di persone, a Palma di Montichiari anche no, perché ci si conosce un po' tutti. E questo era Alfano a 25 anni, poi evitiamo, cito solo questo per evitare di citare poi tutto quello che è successo dopo con Forza Italia, che penso sia cosa nota. Quindi non possiamo qui dire che ovviamente Alfano è in Parlamento con i voti della mafia, ma possiamo dire quello che praticamente raccontano non soltanto gli ultimi corleonesi di Cosa Nostra arrestati l'altro ieri, ma una pluralità di collaboratori di giustizia e di pentiti mafiosi che praticamente ogni volta che vengono intercettati, quando si parla di esponenti di Forza Italia o comunque di persone del calibro di Alfano, sono lì che si incazzano e dicono che palle, cioè questi e lo fanno anche un po' scherzosamente, cioè questi sono andati lì con i nostri voti, adesso cioè non ci fanno neanche le leggi che ci avevano promesso, insomma basta, cioè facciamoli fuori. Non è che c'è un progetto di attentato nei confronti di Alfano, questo volevo dire, cioè cerchiamo di smontare un pochino questa cosa, perché ovviamente ne è stato dato riscontro ed è vero, nelle intercettazioni Rosario Lobue, che è questo mafioso intercettato che è stato fermato insieme ad altri esponenti di Cosa Nostra, parlavano effettivamente di organizzare un attentato nei confronti di Alfano e di farlo fuori, di dargli una botta in testa nel momento in cui non sarà più ministro dell'interno. Quindi questi dicevano: beh, quando Alfano finisce con il suo periodo da ministro dell'interno e se ne torna ad Agrigento per farsi la campagna elettorale, ecco, quello è il momento buono per dargli la botta in testa. Questo dicevano i mafiosi. Ovviamente queste dichiarazioni sono al vaglio dei magistrati e sono state prese in considerazione, è stata data rilevanza sulla stampa e tutto il resto, e io non penso che ci sia insomma da preoccuparsi più di tanto, e come vi dicevo appunto non penso nemmeno che il ministro dell'interno stia facendo il suo dovere nella lotta alla criminalità organizzata, perché da un ministro come Angelino Alfano non ci possiamo di certo aspettare granché, un po' per la storia del suo partito, che non è Nuovo Centrodestra, quella è la roba che hanno creato adesso per riuscire ad avere un ruolo anche nel governo Renzi, ma parliamo di Forza Italia, insomma da questa gente qua di sicuro non ci si può aspettare nulla di buono, al massimo lo possiamo ricordare come quello che ha messo appunto il proprio nome di fianco al lodo, cioè quella legge che voleva dare l'immunità a tutte le più alte cariche dello Stato, oppure come quello che voleva
praticamente fare una legge ammazza processi, oppure come quello che voleva fare le leggi per limitare le intercettazioni telefoniche e uccidere uno degli strumenti più importanti che ha la magistratura. Questo è Angelino Alfano, e anche molto di più, ma insomma evitiamo di fare un dibattito solo sulla sua figura, che penso parli da sé. Detto questo, cosa mi avevi chiesto? Quando sia possibile che dei mafiosi possono fare degli attentati quando abbiamo sconfitto la mafia. Ah sì, beh, anche qui insomma, dire che la mafia è stata sconfitta significa, appunto, facciamo la battuta, cioè vivere proprio sull'isola che non c'è, avere una... No, ma neanche vendere frottole, qui siamo proprio, cioè, a negare l'evidenza che era mestiere di Silvio Berlusconi, che evidentemente piace tanto anche a Renzi, quindi si divertono nello stesso sport, quello di raccontare un po' la realtà che vedono solo loro. E di mafia ce n'è, cioè, voglio dire, più di Mafia Capitale, più di appunto questi maxi processi a Emilia, indagini per pure gli appalti in Expo, qua non si riesce nemmeno a iniziare a dare un appalto per il giubileo, già c'è l'ANAC che interviene e la procura che deve andare a controllare gli appalti, cioè, purtroppo è quello che dicevamo prima, più siamo stati talmente tanto e troppo in silenzio nel corso di questi anni che poi deve arrivare l'autorità giudiziaria a mettere le pezze, a fare questi mega processi. Siamo già in ritardo, bastava magari prevenire e intervenire prima. Se a Roma ci fosse stata una seria lotta alla criminalità organizzata e una seria prevenzione con dei seri protocolli di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, di collaborazione tra le varie autorità, tra i vari organi preposti a fare i controlli, non saremmo arrivati al punto, insomma, ad avere questo immenso scandalo che è stato ed è Mafia Capitale, e che ha messo Roma KO, perché Roma in questo momento è KO, cioè, per quanto possiamo avere un commissario straordinario arrivato da Milano, il prefetto Tronca, che si deve ritrovare adesso a gestire una città come Roma, evidentemente a Roma, cioè, abbiamo avvertito tutti il caos. Standoci lì, tu hai servizi che non esistono più, i settori pubblici di rilevanza economica più importanti, come possono essere rifiuti, trasporti, che sono, cioè, allo sbando più totale, perché ovviamente con uno scandalo del genere tu hai sì arrestato le persone che se lo meritavano, ma un'amministrazione comunale non è più in grado di fare il suo dovere, perché aveva proprio delegato a mafiosi e corrotti del lavoro. E quindi nel momento in cui tu arrivi come magistratura ad arrestare, a mettere appunto le pezze e a far vedere che di mafia e voglia ce n'è anche nella capitale, è andato tutto, cioè, è stato il caos nella capitale romana, e purtroppo avere questi reati in forma così estesa comporta dei disagi alle persone, dei grossissimi disagi ai cittadini, e secondo me, insomma, è anche un grosso schiaffo a quella che è la nostra democrazia, a quella che dovrebbe essere la nostra democrazia, a quello che rappresenta, insomma, il nostro paese, la lotta alle mafie. Se fosse stata condotta come Dio comanda non saremmo arrivati a questo punto. Io davvero certe volte mi interrogo su quanto tempo ci vorrà per mettere a posto i danni che sono stati fatti negli ultimi 20 anni. Non che prima fosse tutto rose e fiori, però dalle stragi del 92-93 e dall'entrata comunque in politica di un partito come Forza Italia, nato nel modo in cui sappiamo, è ovvio che, e con una sinistra fantomatica che ha tenuto in piedi fino ad oggi, i risultati li vediamo oggi. Cioè, tu hai appunto Angelino Alfano che riforma la Costituzione con Matteo Renzi,
e Renzi che fa finta di essere, cioè che ancora la gente pensa che sia un governatore, un presidente del Consiglio di sinistra, cioè siamo proprio alla follia. E poi noi li vediamo in Parlamento che appunto fanno gli accordi con Denis Verdini e sono quelli i loro interlocutori, non le parti sane dei rappresentanti, cioè, non è tutto folle. È tutto folle secondo me, e questa è la conseguenza di anni in cui questi valori di legalità, onestà, professionalità, competenza, voglia veramente di contribuire anche alla lotta di questi fenomeni non c'è stato, cioè non c'è stato un lavoro serio fino in fondo. Se ci fosse stato, come ho detto, al posto dei tanti silenzi avremmo avuto altri risultati. Quindi le mafie esistono, le mafie sono ancora da combattere, le mafie sono a volte ancora più forti dello Stato perché hanno capito come arginare e come appunto sì, arginare le leggi, arginare le norme, e spesso abbiamo amministratori politici e appunto organi preposti che non hanno fatto o non fanno il loro dovere. Tocca anche ai cittadini fare delle richieste, cioè fare fiato sul collo ai propri amministratori. Il messaggio che cerchiamo sempre di dare, questa tiritera forte, no? Questo Movimento 5 Stelle che pale questa partecipazione, chiedete partecipazione, sempre questa partecipazione, non è che noi vogliamo o chiediamo o pretendiamo che tutti i cittadini facciano politica, chiariamoci, questo è impossibile, ma per evitare che magari la mia generazione, come quelle che verranno, prendano e se ne vanno tutti all'estero perché qui non è rimasto più nulla ed hanno spolpato tutto, se sono i cittadini in primis ad andare nei consigli comunali a vedere cosa combinano i propri politici locali, ad andare ogni tanto a rompere le balle al sindaco, a chiedere ma perché qui succede questo, ma perché qui succede quest'altro, a fare domande, ad essere curiosi di quello che succede nel proprio comune. Non parliamo dei grandi sistemi, parliamo del proprio quartiere, del proprio comune. Questa voglia sana, questa curiosità sana che fa mettere insieme dei cittadini, li fa partecipare, li fa andare a fare un po' di fiato sul collo, a controllare che diavolo combinano le persone che voi avete votato, questa roba qui è questa la partecipazione di cui questo paese ha bisogno, perché se c'è fiato sul collo, se c'è interesse da parte delle persone e se tu amministratore ti senti controllato, allora fai un po' più fatica a fregare gli altri o a fare gli interessi tuoi. Se invece sai che la tua cittadinanza, il tuo comune, nessuno ti verrà mai a chiedere niente, ma tu puoi continuare a fare il bello e il cattivo tempo per 5, 10, 15 anni, quanto tempo vuoi. Ed è proprio questo che è successo a livello di paese, secondo noi in Italia in questi anni. La delega così forte, così ridicola, ha portato allo stato in cui siamo oggi, allo stato in cui il mio compagno di banco è Fabrizio Cicchitto, 74 anni, tessera 2232 della loggia massonica P2. Sotto di me c'è Luigi Cesaro che faceva, quando aveva la mia età, l'autista del principale boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo. E questa gente qui sta in Parlamento. Ma è possibile una roba del genere? Purtroppo viene da dire è possibile perché ci stanno, quindi è questo il motivo per cui bisogna continuare sia a parlare di queste cose che appunto partecipare e riprenderci un po' anche le istituzioni, che come dicevo prima è quello che noi ovviamente come movimento, parte politica cerchiamo di fare. Prima è stato nominato Morosini, questo magistrato del CSM. Tra l'altro di cattolico. Quando lo conosci. Appunto, quando è venuto a Udine mi ha colpito un suo passaggio proprio per cercare di descrivere ancora meglio come si sono evolute anche le mafie e come si è evoluto questo tipo di criminalità organizzata. Lui diceva ormai la mafia anche in situazioni diciamo abbastanza floride economicamente, come può essere ovviamente la nostra regione,
in tanti casi non c'è più quello che noi crediamo sia la richiesta di pizzo in contanti, arriva il mafioso, cerca di estorcere denaro in qualche modo. Lui diceva ormai il nuovo tentativo di estorsione è quello di far assumere, come anche si diceva prima, persone, magari, quindi ci sono aziende che non avrebbero neanche nessun bisogno di assumere persone e ci sono questi diciamo obblighi ovviamente forzati. Tornando a Luana, volevo chiederti questo. Ovviamente questo discorso di come si sono evolute le mafie ci ha fatto affrontare anche indagini in cui per la prima volta poi nel corso, diciamo, degli ultimi 5 anni nella nostra regione ci sono state anche confische di beni. Confische di beni, noi abbiamo avuto beni sequestrati. Ricordo una dichiarazione nel 2012 fece un certo Scalpore, venne il 2011, venne il ministro degli interni Bobo Maroni in Friuli Venezia Giulia e ricordava come erano stati sequestrati ben 80 beni alla camorra, alla criminalità organizzata, di fatto alla mafia, e per un totale di 15 milioni di euro. Quindi anche noi iniziamo a fronteggiare, diciamo, questo tipo di vicende. Voi nel vostro libro comunque parlate un po' anche di quella che è stata diciamo il caso più eclatante, che è quello di Vincenzo Graziano, dei beni confiscati nell'Interland udinese, quindi sia a Cavagnacco che a Martignacco. Ecco, magari se ci vuoi parlare un po' di questo fenomeno che comunque per noi è relativamente nuovo, sempre per i soliti motivi, perché compare sul giornale sequestrata un'azienda o sequestrato un bene, ma poi tendiamo sempre a dimenticare, quindi magari se ci puoi parlare anche di questo. Sì, in realtà li hanno sequestrati, sono sequestrati, ancora mi pare sì che il tribunale decidere ancora il tribunale di Palermo, non è ancora. Però ecco, sui beni io purtroppo stendo quasi un velo pietoso sulle confische dei beni, perché se ne sa pochissimo e si vorrebbe, mi rivolgo allo Stato, e si vorrebbe capire la destinazione prima di tutto, quanti sono esattamente, cioè avere un quadro completo. Mi pare che Libera stia facendo un lavoro abbastanza importante su questo, ecco. E poi c'è stata proprio di recente non è deputata, infatti, Libera, così come le altre associazioni per l'appunto, tant'è vero che è stata Libera, ma io so perché ho letto sui giornali di recente, c'è stata questa modifica di legge, ma accogliendo delle richieste quindi della base del mondo delle associazioni. E nel libro ricordiamo un caso di un bene confiscato, ma che ha fatto un po' come Le Mille e una notte, ricordo, una cosa un po' buffa. E a Udine è un bellissimo appartamento, l'attico del Palazzo Moretti. Se conoscete Udine è in piazzale Osoppo, ecco, apparteneva a Paolo il Friulano, questo era il suo soprannome, un insospettabile imprenditore, ma piccolo medio imprenditore, aveva un'azienda a Lauzacco, quindi nell'immediata periferia di Udine Sud. Lui era un immigrante di ritorno dai paesi del Sud America. Durante quegli anni evidentemente, oltre a imparare la lingua, ha imparato anche a relazionarsi con i colombiani del Colombia, mi pare che fosse emigrata la sua famiglia di friulani, e quindi quando è rientrato ha pensato bene di mantenere i contatti e quindi è diventato il trade union tra la camorra, che trafficava in droga, insomma il narcotraffico in buona sostanza, e i narcos. E si è arricchito a dismisura, questo per dire del silenzio, di nuovo, il silenzio, l'indifferenza, la scarsa curiosità forse anche della gente. Non sto parlando di cose, ma chi è il mio vicino di casa, con chi mi accompagno.
Questo signore era appunto, ripeto, un imprenditorino, non è, dico era perché è morto lui, è morta anche sua moglie, venezuelana. Lui era ricchissimo, cioè in poco tempo rientra, torna, apre questa azienda, era un import-export di macchinari per non ricordo quale tipo di attività, comunque macchine industriali, se non ricordo male, ma viveva nel lusso più sfrenato, macchine, questo appartamento gigantesco, con champagne, serate, e si faceva a gara, gli udinesi, mi raccontano, perché poi io non sono udinese, mi raccontano qui i testimoni mi hanno raccontato e hanno avuto anche, si sono anche divertiti a ricordare quell'epoca, e gli udinesi facevano una gara a essere invitati a casa sua, ma ti chiederai da dove arriva tutto questo denaro? C'era troppo, esagerato per un qualsiasi cristiano che vende macchinari, poi li vendi e sai che li vendi alla Colombia, un sospetto ti sorgerà. Fatto sta, insomma, che è stato poi alla fine è stato brincato, sempre grazie alle tanto odiate intercettazioni, no? Perché per fortuna ancora non hanno toccato, vero che non ci sono modifiche sull'associazione di stampo mafioso, su quello a oltranza si può intercettare, almeno su quello. Il problema è che l'associazione di stampo mafioso è finalizzata a reati, riciclaggio, le estorsioni, che invece non beneficiano, vero, di questa, cioè Puoi intercettare per ma per meno tempo, si è interrotto, poi devi chiedere di nuovo l'autorizzazione. Quindi purtroppo sì, uno strumento strepitoso ma un po' strozzato. E insomma, praticamente poi lo hanno beccato e finito sotto processo, ha patteggiato, in realtà ha patteggiato, poi però è morto. E ecco, questo è un esempio, l'unico esempio noto che abbiamo di bene confiscato e poi assegnato all'agenzia e da qui al comune. Mi pare che lo stia usando per attività di tipo sociale. E grazie a Vincenzo Graziano invece hanno sequestrato beni per circa 5 milioni di euro su un totale di una cinquantina di milioni di euro posti sotto sequestro appunto dal Tribunale di Palermo nell'ambito di una maxi inchiesta in cui lui era inevitabilmente finito, perché stiamo parlando di un riconosciutissimo boss dell'Acqua Santa. L'Acqua Santa è un quartiere di Palermo. Il signor Vincenzo Graziano è un nostro vicino di casa, perché lui, la sua famiglia, e con la sua famiglia si è trasferito con il fratello, quelli poveri non c'entrano, ma si è trasferito nell'Interland udinese, a Feletto Umberto in realtà. Poi aveva aperto che cosa ha fatto? Si è trasferito lui e ha trasferito la sede di almeno una sua società, di una sua azienda, costruzioni edilizia. Ma l'ha fatto perché? Non certo perché ha deciso di redimersi, di cambiare vita, vado al nord, adesso divento un lavoratore onesto, no, perché aveva bisogno di un territorio pulito in cui portare i suoi soldi sporchi, laddove sporchi si intende provento di attività illecite, quali in particolare le estorsioni ai danni degli imprenditori che gravitavano nei quartieri navali di Palermo. Era specializzato in questo, la raccolta del pizzo. E la sua storia è stata raccontata nel 2010 dai giornali, ha fatto un po' di scalpore e poi si è dimenticata. Si è dimenticata a tal punto che quando l'anno scorso, dicembre 2014, quindi il suo faccione è finito sui principali giornali quotidiani nazionali della Repubblica, al Corriere della Sera, alla televisione, mentre i signori della DIA, gli agenti della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia, lo trascinavano, lo trasportavano in carcere, nessuno lo ha riconosciuto. E perché lo portavano in carcere? Perché il suo vecchio capo, cioè il capo dei capi dell'Acqua Santa, Vito Galatolo, che a sua volta si era trasferito a Mestre invece a Rivere, a un certo punto, preso da un che sa di coscienza, ha detto adesso mi devo liberare la coscienza, anche perché ormai era dentro, ha deciso di pentirsi,
ha chiesto un incontro con Nino Di Matteo, che ovviamente sapete chi è, il magistrato della trattativa Stato-mafia. Ha detto: io le devo raccontare una cosa, dottore, stavamo programmando un attentato, volevamo farla fuori, e chi ha nell'elenco dei personaggi che avrebbero partecipato a questo comando c'era anche il nostro vicino di casa Vincenzo. Vicino di casa si fa per dire perché in realtà era più in carcere che altro, però ha portato qua le sue attività, la sua famiglia. E Graziano avrebbe avuto il compito di detenere il tritolo esplosivo nel quale sarebbe dovuto esplodere, che avrebbe dovuto far saltare in aria Di Matteo. E succede qui da noi, e poi si dice che in Friuli non c'è la mafia, non ci sono i mafiosi, altro che. Grazie. Io approfitto, cerco di fare un volo pindarico ma neanche tanto lungo, perché noi insieme anche a molti di voi, perché abbiamo organizzato un autobus, una corriera proprio una settimana fa per raggiungere Roma, dove c'è stata una manifestazione importante proprio che voleva dare solidarietà al procuratore Nino Di Matteo, al pubblico ministero che sta seguendo il processo sulla trattativa, quello famoso che diciamo, su cui si è basato anche il film di Sabina Guzzanti, che noi avevamo proiettato già un paio di volte anche in questa regione. E quella manifestazione è stata fortemente voluta anche da Salvatore Borsellino, il fratello del giudice Paolo, che da anni si sta battendo anche, diciamo, contro le istituzioni, perché vuole una cosa sola: vuole conoscere la verità e sapere la verità su quella che è stata la strage di Via D'Amelio. Strage di Via D'Amelio, dove oltre al giudice Borsellino perse la vita anche, ovviamente perse la vita quasi tutta la sua scorta, e tutti i ragazzi della scorta, che di solito non vengono mai ricordati abbastanza. Uno di quei ragazzi era anche un residente della nostra regione. Anche questa è una cosa che ovviamente purtroppo ci si dimentica, e direi anche troppo spesso. Tornando a Salvatore Borsellino, pochi... Un applauso ai dibattiti. Ovviamente gli uomini delle forze dell'ordine, che ogni giorno devono affrontare anche questi casi e sicuramente questi pericoli. E tra l'altro in quell'occasione perse la vita anche la prima donna di una ragazza di fatto, Emanuela Loi, e noi appunto... che studiò a Trieste come allieva di pubblica sicurezza. Lei sarda. Nella stessa scuola che vide promosso anche un tale Vito Schifani. Ecco. Quindi, se mi permettete una piccola parentesi, il Friuli ha dato molto sangue, molto sangue. E quindi, come dicevamo, Salvatore Borsellino si sta battendo da anni anche contro quello che è un po' il silenzio delle istituzioni, perché poi noi questa manifestazione che abbiamo fatto a Roma aveva come titolo proprio rompere il silenzio. Io, ricollegandomi proprio alla figura di Salvatore Borsellino, vorrei chiedere a Giulia alcune considerazioni su quello che è stato un po' l'ultimo caso che ha visto protagonista anche Salvatore, perché tramite il suo avvocato loro hanno voluto chiedere la testimonianza dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, proprio come sapete cosa di questi giorni, in quello che è il processo Borsellino Quater. Perché di fatto, come ricordavamo prima, dopo 23 anni dalla strage di Via D'Amelio, dopo 3 processi, adesso ce n'è praticamente un quarto, è stata chiesta la testimonianza appunto di Giorgio Napolitano, che all'epoca dei fatti era Presidente della Camera, e quindi diciamo poteva essere a conoscenza magari di qualche avvenimento che magari Giulia adesso ci spiegherà sicuramente meglio di me. E quindi ti chiedo alcune considerazioni su quello che è successo proprio in questi giorni a Catanzaro.
Allora, io è da ieri che non riesco a scrivere e lo faccio stasera per la prima volta, di parlare di quello che è successo, perché ho provato, sapete, no, che noi abbiamo adesso questi strumenti, Facebook, social network, ho provato a iniziare a scrivere, insomma, un po' di questa assurda vicenda che riguarda Napolitano, ma mi sono fermata perché mi venivano solo insulti, dico la verità, e questa volta gli insulti non sono... Gli insulti non sono solo diretti alla persona, perché qui non è un problema della singola persona, qui è proprio un problema di regime nel quale noi ci ritroviamo e che è sconosciuto ai più. È sconosciuto ai più perché conoscere la verità sulle stragi del 92 e del 93, diciamoci la verità, non ne frega niente a nessuno in questo paese, purtroppo. Quelli che cercano di tenere in vita questo focolaio, che stanno cercando di far capire in tutti i modi che avere la verità su quel periodo stragista significa anche avere la verità su quello che sta succedendo oggi, perché se tu sai come mai e chi e perché sono scoppiate le bombe del 92-93, tu sai anche allora la storia di questi ultimi 20 anni e riesci a capire quali sono i personaggi oggi di cui uno non ti puoi fidare, due non devi mai più votare nella tua vita e tre sono da mandare in carcere, o perlomeno se non puoi mandarli in carcere almeno li tiri fuori da qualsiasi tipo di responsabilità politica, economica, qualsiasi tipo di ruolo che questi abbiano oggi non dovrebbero più averlo. Ora, queste poche persone che stanno cercando in tutti i modi di continuare ad indagare sia attraverso processi ma sia anche attraverso manifestazioni e serate informative sui fatti dal 92 al 94 poi, sono, come vi dicevo, veramente poche. Una di queste persone è Salvatore Borsellino, un'altra di queste persone è il suo avvocato Fabio Repici, sconosciuto ai più, una persona che riesce da anni a partecipare a tutte le udienze di tutti i processi per le stragi e anche altri processi ovviamente collegati a quel periodo, sostanzialmente a gratis, perché lo fa per suo fortissimo impegno civile e voglia di dare un contributo a questa società, null'altro. Fabio Repici cosa ha fatto? Aveva chiesto nella Borsellino Quater come parte civile, perché Salvatore Borsellino è costituito parte civile nel processo per i mandanti esterni di chi ha ammazzato suo fratello e gli uomini della scorta. In quel processo Borsellino Quater, che si sta svolgendo a Caltanissetta da un paio d'anni, il suo avvocato Fabio Repici aveva chiesto l'audizione di Giorgio Napolitano. Audizione importante perché c'era già stata l'audizione di Giorgio Napolitano per il processo trattativa e quindi vi ricordate era stato sentito e c'era stato l'interrogatorio di Matteo Napolitano direttamente al Quirinale e da quella audizione era venuto fuori comunque da quella testimonianza un bel po' di roba. La stessa cosa avrebbe voluto fare Fabio Repici in questo processo anche su altri fatti, quindi proprio per avere una prova in più e una testimonianza in più che poteva portare l'ormai ex Presidente della Repubblica magari a raccontare o anche a stare in silenzio, però almeno a fornire la sua versione oppure no di ciò che lui faceva e sapeva negli anni 92-93 da Presidente della Camera e anche successivamente, perché mentre nel processo trattativa molte delle domande che Di Matteo ha fatto erano volte ovviamente a capire che tipo di pressioni c'erano state tra Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, e Nicola Mancino, ex Presidente dell'Interno, negli anni 92-93,
sappiamo appunto che Napolitano addirittura ha voluto far distruggere, grazie a un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte Costituzionale, le sue telefonate con Nicola Mancino, proprio per dire no, quando ci sono io di mezzo di me non si deve parlare, quindi proprio evitate anche di tirarmi in ballo. Io posso fare pressioni al Presidente della Corte di Cassazione per dirgli di spostare i processi, posso inviare lettere al Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso per dirgli di coordinare indagini anche se in realtà sono già coordinate, posso fare quello che voglio e spendermi come voglio per salvare la faccia del mio caro amico Nicola Mancino, non mi venite a rompere i coglioni. Questo in sostanza è stato Giorgio Napolitano nel suo settennato, anzi novennato. Quel Giorgio Napolitano, oggi non più Presidente della Repubblica, poteva dare ulteriore invece testimonianza nel Borsellino Quater per i fatti, per la sua esperienza quando lui era Presidente della Camera e scoppiavano le bombe. Cosa succede? Succede che la sua testimonianza era già stata fissata, cioè tu parte civile hai la possibilità di chiedere una lista di testimoni, il testimone non è che è una possibilità quella di andare a testimoniare in un processo, il giudice dispone la tua audizione, tu ci devi andare, è codice di procedura penale, non è che c'è la scelta, anzi se non ci vai ti vengono a prendere a casa, ok? Quindi è un obbligo, non è che si può fare un po' così come ci gira la mattina. L'audizione è già stata fissata, addirittura a Caltanissetta avevano detto guardi Giorgio Napolitano non la facciamo neanche spostare anziano, non la facciamo neanche venire fino a Caltanissetta, veniamo noi a Roma. Quindi audizione fissata per il 14 dicembre al Senato della Repubblica, tutto a posto, tutto fatto, se non che cosa succede? Succede che Napolitano scrive una letterina a Caltanissetta, al Presidente della Corte di Caltanissetta, in cui gli dice sostanzialmente io che ci devo venire a fare a testimoniare sono l'ex Presidente della Repubblica, cosa volete da me? Io tanto anche su quello che mi chiedete non ho niente da dire. A Caltanissetta, invece di prendere questa lettera e di fare così, perché adesso non posso cestinare il mio check-in per l'aeroporto, ma era da strappare quella lettera da buttare in un cestino, in barba al codice di procedura penale fanno ieri un'udienza e si chiudono in Camera di Consiglio per decidere se annullare o meno l'audizione di Napolitano. E alla fine cosa decidono alle 5 di ieri? Annullata. Ma cioè guardate che se voi, io adesso stavamo cercando in qualche modo un precedente di questa roba, non esiste. Non esiste. Cioè se voi, qualsiasi di voi, qualsiasi cittadino normale in questo paese scrive una letterina in cui dice io non voglio venire a testimoniare perché non c'ho niente da dire, ma non solo cestinano la lettera e vi mandano a quel paese, ma appunto vi vengono a prendere a casa e dicono non rompa le balle, cioè proprio non si permetta. Siccome in questo paese la legge non è uguale per tutti, permettiamo a un ex Presidente della Repubblica di fare quello che vuole, non su un processo in cui che si sta celebrando per cercare chi ha rubato le uova al mercato di Roma, ma si sta celebrando per cercare di capire come mai i due giudici e tutti gli uomini della loro scorte, la moglie di Giovanni Falcone, tutti quelli che sono morti sono stati ammazzati sì dai mafiosi, ma su mandato di chi? Su mandato di chi? E perché? E perché? Allora, siccome quelle bombe scoppiate e anche gli attentati che ci sono stati dopo nel 93 a Roma, Firenze, Milano sono una pagina buia della nostra Repubblica e c'è qualcuno che invece vuole cercare di vederci chiaro, tu ex Presidente della Repubblica non puoi permetterti di fare una cosa del genere. È per questo che guardate è schifoso quello che succede. Io ora mi indigno perché magari sono una di quegli addetti al settore che sentono queste cose, che seguono le udienze, seguono questi processi da anni e conoscono la fatica enorme che fanno questi magistrati a fare il loro lavoro, come appunto possono essere Di Matteo, questi avvocati come Fabio Repici a sopportare queste angherie, e tutte le persone come sono il Movimento delle Agende Rosse e tante altre associazioni antimafia che ci credono davvero in quello che fanno. Capisco che per un cittadino comune sia difficile insomma da comprendere ed anche da capire tutto questo sdegno, tutta questa rabbia, però
cerco appunto questa serata serve anche un po' a trasmettervi queste cose che sembrano lontane, perché non dovrebbe essere così. Cioè io mi chiedo, ma il paese in cui vogliamo vivere è un paese in cui ci diciamo che la legge è uguale per tutti e poi continua a non essere così? Cioè, io su dei fatti così importanti non posso permettere che una corte, che la magistratura si pieghi al volere di una persona solo perché è l'ex Presidente della Repubblica e può fare quello che gli pare. Non è giusto, non è giusto, e questa è ingiustizia. È bene gridarla, è bene denunciarla, è bene parlarne, è bene raccontarla, perché non è giusto arrendersi, non bisogna arrendersi, tutto qua. Non bisogna arrendersi, secondo me questo regime prima o poi può essere decisamente ribaltato, può essere decisamente cambiato, e l'angheria successa ieri è poi la stessa che capita anche nelle vite, nel quotidiano di tutti noi. Quante volte capita appunto di vedere ingiustizie nel proprio piccolo. Questa è una macro ingiustizia che fa riflettere anche sulle piccole ingiustizie in cui appunto se c'è di mezzo il politico di turno, se c'è di mezzo il potente di turno o la persona che ha più potere rispetto ad altri, anche la magistratura in questo paese tranquillamente si piega e la legalità sparisce, va a farsi benedire. Finché stiamo zitti queste cose continueranno all'infinito. Se cominciamo invece a incastrarci, a parlare, almeno a conoscerle queste cose, è quella la speranza, che l'equilibrio poi cambi decisamente e che queste persone un bel giorno si vergognino delle loro azioni, e se finiranno come Andreotti, e cioè con i segreti nella tomba, pace amen, non potremo farci nulla, ma almeno per i futuri presidenti della Repubblica che verranno cerchiamo di averli un po' più con un senso dello Stato, ecco, maggiore rispetto a quello che abbiamo visto in tutti questi anni. E il pensiero che ancora abbiamo cittadini che pensano che Giorgio Napolitano è stato un bravo Presidente della Repubblica, per me, a me indigna, e quindi è per questo che c'è bisogno di fare tanto passaparola, perché le responsabilità che hanno avuto queste persone negli anni non è stato soltanto quello, come abbiamo detto spesso, anche no, come 5 Stelle, di un Presidente della Repubblica che mandava i moniti e diceva al Parlamento e al Governo cosa dovevano fare, non rispettando la separazione dei poteri. Questo è il meno rispetto alla storia di Giorgio Napolitano. Il grosso di quest'uomo è che lui si è intromesso nel potere giudiziario e non appunto in fatti comuni, nella ricerca della verità sulle stragi, su un capitolo buio più importante, uno dei più importanti di questo paese. Questo non lo può fare il Presidente della Repubblica, questo non lo può fare, e in quegli anni in cui lui era Presidente della Camera di cose ne ha viste, di fatti ne ha saputi. La politica in quel momento un ruolo ce l'aveva. Non c'è un politico, ce ne sono stati, guardate, hanno cominciato a parlare qualcuno di politici di quegli anni dopo che avevano parlato, hanno cominciato a parlare i mafiosi. Cioè abbiamo avuto i mafiosi che si sono pentiti prima dei politici tutti zitti, Violante che era Presidente della Commissione antimafia, Martelli e appunto Mancino e tanti altri, giusto Martelli, hanno cominciato a parlare tutti dopo 20 anni, zitti tutti per 20 anni di quello che sapevano, di quello che avevano visto, di ufficiali del ROS che andavano a trattare con Totorina e i mafiosi di turno, di bombe che appunto sono scoppiate e gente che sapeva che quelle bombe sarebbero scoppiate e non ha mai detto nulla. Cioè, queste cose possono ricapitare in qualsiasi momento se non ci rendiamo conto che va fatta verità su quegli anni lì. Perché se in questi 20 anni c'è stato silenzio e non hai avuto appunto nessuno o solo poche persone che li hanno raccontati questi fatti, vuol dire che è andato tutto bene e quella roba lì si può tranquillamente ripetere se ce ne sarà bisogno. Tanto il cittadino è consapevole, tanto i cittadini non andranno mai a chiedere il conto, e non stiamo parlando di conto di responsabilità penali, stiamo parlando di conto di responsabilità istituzionali e politiche.
non andranno mai a chiedere il conto a queste persone. Ed è così che ci ritroviamo nel 2014 un violante che viene proposto come giudice della Corte Costituzionale, proposto dal PD. È così che ci ritroviamo appunto un professore di diritto penale, Fiandaca, quello che dice che la trattativa Stato-mafia è una burla, tra un po' che si sono inventati i magistrati di Palermo, che viene candidato al Parlamento europeo dal Partito Democratico. Cioè, queste sono le conseguenze di cittadini che non hanno purtroppo fatto il loro dovere, di politici che se ne sono approfittati altamente dell'ignoranza della gente, secondo me. Poi ci sono anche quei cittadini che invece dicono no, ci va bene così, liberi voi, ma almeno cerchiamo di averle sempre tutte le informazioni e poi di decidere secondo coscienza.